Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo podcast di Veneziano Therapy. Io sono Alessio Veneziano e oggi sono con Marinella. Grazie Marinella per essere qui e per dare la tua Ciao Alessio, testimonianza. grazie a te. Ciao. Parleremo di sindrome di vescica dolorosa, in sinonimo cistite interstiziale, quindi dolori cronici, anche oggi, come per sempre, nel senso nel mio podcast si parla di dolori cronici e di come Marinella è riuscita a curare questi sintomi con un approccio mind body, un approccio diciamo più emozionale, più emotivo rispetto al classico approccio che oggi in Italia va di moda, tra virgolette, quindi quello dei farmaci, magari il cambio delle diete e altre soluzioni che Sì, Marinella magari integratori. ci dirà, ok? Ehm, io ho conosciuto Marinella tramite social, principalmente, social media, ehm, e sono veramente contento che un'altra persona è arrivata qui nel podcast, perché ce ne sono veramente tante nel mondo. In Italia ci sono, principalmente sono fuori dall'Italia perché queste mind body therapy non viene ancora, diciamo, usata in Italia in modo più vasto. Ma non vado oltre, quindi Marinella, se vuoi iniziare magari spiegandoci eh, che sintomi hai avuto all'inizio, quanto sono durati e, e niente, quindi cosa hai fatto in questo tragitto? Va benissimo, sì. Allora, diciamo che la prima manifestazione di questa sindrome non, diciamo, è stata, in prima battuta attraverso il dolore, ma avvertivo soltanto una strana urgenza menzionale, quindi diciamo un iperstimolo, e questo comunque mi aveva insospettito, mi ero sin da subito stranita perché, mi ero accorta che tutto ciò comunque non rientrava nella norma. A un certo punto, però, questi sintomi iniziali lasciano lo spazio a quello che era un vero e proprio dolore invalidante al riempimento, quindi un dolore viscerale profondo. Era letteralmente come se ogni qualvolta che la vescica si stesse riempendo, io sentissi dell'acido muriatico su delle ferite scoperte. E questi sintomi mi hanno accompagnato per diversi mesi. Non soffro di dolore cronico, quindi da tantissimo, ma soltanto da febbraio 2023 e sono quindi approdata alla Mind Body Medicine relativamente presto, ma sicuramente non in prima battuta, perché dapprima ho svolto tutta una serie di indagini prettamente strumentali, mi sono rivolta ad esperti del pavimento pelvico come ostetriche per l'appunto specializzate in questo ambito, però ho svolto chiaramente il classico esame delle urine per appurare la presenza o meno di batteri, ma purtroppo tutto mi lasciava intendere che stessi alle prese con una vera e propria sintomatologia del dolore cronico. E da lì, insomma, c'è stato il vero e proprio baratro, perché io sono precipitata nella frustrazione più totale, nell'angoscia, nella paura, in quanto la medicina convenzionale, la prima cosa che ti dice riguardo a questo tipo di sindromi, che sono rare, che sono croniche, che sono incurabili. E questo tris di aggettivi chiaramente ti lascia desolato, ti fa sentire impotente davanti a tanta sofferenza e tu inizi letteralmente non più a vivere, ma a sopravvivere a quelle che sono giornate in cui il dolore la fa da protagonista. Dopo aver sperimentato tutta una serie di trattamenti attraverso, ecco, degli integratori volti esclusivamente a ripristinare l'integrità dell'urotelio vescicale, diciamo trattamenti dei quali io non sentivo nessun tipo di beneficio in termini sintomatici, approdo a finalmente, e per fortuna, la Mind Body Medicine grazie a dei gruppi sulla cistite interstiziale americani, proprio perché in Italia, al di là di quelle classiche terapie
giostrate tra integratori e una magari alimentazione di tipo antiacido, antinfiammatorio e tutta una serie di una serie di farmaci del dolore, per il dolore che sono quelli di sempre, non si riusciva a cavare nulla di definitivo, di risolutivo. Ed io cercavo una soluzione duratura nel tempo, non volevo soltanto imbottirmi di farmaci e sopravvivere alle mie giornate in questo certo. equilibrio precario, in questo compromesso da in qualche modo trovare ogni giorno con il dolore. Mm. Ma Marinella, in questo periodo che mi hai detto che sono diversi mesi, quindi sono 7 mesi da febbraio, in questo momento stiamo girando questa intervista a novembre, fine novembre, puoi spiegarci un po' quali sintomi hai avuto? Perché abbiamo detto sindrome vescica dolorosa, magari chi guarda questo video, questa intervista, in queste 3 parole non si ritrova magari tantissimo, però si ritroverà sicuramente nei sintomi. Quindi puoi più o meno Sì. dirci quali sono stati i sintomi? Sì. Nella prima fase ho avuto soltanto iperstimolo, frequenza menzionale, quindi magari andavo a fare pipì e di lì a poco dovevo Mm. ritornarci. E a un certo punto però questa gamma di sintomi va via e a prendere il posto invece un dolore invalidante avvertito proprio all'interno dell'organo stesso. Quindi ogni qualvolta che la mia vescica si riempiva anche con una quantità diciamo, insignificante di urina, io mi sentivo letteralmente pervadere da una sensazione urente, come se ci fosse un'ustione violenta in corso, tanto da portarmi a trascorrere diverso tempo comunque a letto, ma non perché a letto ti senti meglio, perché di fatto i sintomi quelli sono e quelli rimangono, ma perché non sei in grado di svolgere, diciamo, le tue solite attività quotidiane o comunque sì, le svolgi lo stesso, però ecco, magari io camminavo pianissimo e da qui anche la sottovalutazione di quanto i sintomi mente-corpo possano davvero essere così invalidanti e ripercuotersi con tanta crudeltà e ferocia sul corpo. E quindi ecco, ci tengo a sfatare questo magari luogo comune che ruota intorno a questo aggettivo psicosomatico che tutti abbiamo, credo, demonizzato almeno una volta nella vita, perché può essere effettivamente qualcosa che ti fa allettare, qualcosa che ti piega in due per la sofferenza, qualcosa che non ti permette di camminare come camminavi una volta. Cioè è qualcosa di veramente subdolo, di bastardo. Mm. Solo che noi magari crediamo che per psicosomatico, ecco, tutto il più si intende un sintomo che così come va, così come viene, va via da solo, o comunque qualcosa di molto blando, sopportabile, che appunto va e viene, su cui non c'è neanche più di tanto bisogno di accanirsi con dei trattamenti specifici. Psicosomatico, la prima volta che l'ho sentito, mi ha fatto pensare magari a un qualcosa che non ci si inventa, ma che ci si crea nella testa. Molte volte questo, magari nelle persone che hanno questa sindrome, come l'hai avuta tu sulla parte della vescica, ehm, si ritrovano, ma anche soprattutto chi soffre di fibromialgia, no? La fibromialgia, che è un'altra sindrome, non si riesce a capire dov'è la causa, la radice del problema dal punto di vista fisico. Quindi si dice che è una malattia psicosomatica. Chi soffre di fibromialgia, sentire psicosomatica pensa che se la sta inventando. Probabilmente anche tu, Marinella, quando ti hanno detto psicosomatica o psicosomatico, tu hai avuto un'avversione perché magari l'altra persona ha pensato che tu fossi troppo sensibile o fosse tutta una questione magari di stress, che poi non riesci magari a tranquillizzarti e quindi sei sempre super, ehm, fai dello scanning, quindi fai dello scan sul tuo corpo ogni 2 secondi, ipocondriaca, no?
queste In cose realtà una mi è volta. successo di peggio Cosa ti hanno relativamente a detto? questa sintomatologia, perché purtroppo questo tipo di sindrome, di etichetta, chiamiamola così, gode di una pessima fama, perché comunque non viene assolutamente spacciata per una sintomatologia di ordine psicosomatico, ma anzi al contrario, gli urologi che si occupano comunque di questo tipo di patologia ti lasciano esattamente credere che è una patologia irreversibile, in cui tu hai caratterizzata, diciamo, da un'infiammazione cronica, immutabile, nei confronti della quale tu non puoi fare letteralmente altro che tirare avanti, accampare attraverso tutta una serie di cure che poi sono sempre le stesse, che non sono definitivamente risolutive. Ed ecco che quindi tu continui a parlare al tuo cervello in termini di patologia cronica, di danno strutturale e ti senti impotente davanti a tutto questo, perché tu vorresti delle soluzioni definitive, ma la medicina convenzionale ti dice no, te la devi tenere perché questa è una malattia di fatto, sì, invalidante ma cronica, io non ti posso davvero aiutare se non attraverso farmaci per, diciamo, abbassare la trasmissione, l'intensità del dolore Mm. e farti tutt'al più, farti avere delle giornate accettabili, più o meno. Ok, quindi insomma la parte convenzionale non è funzionata, non ha funzionato, o se No, funzionava ti dava magari un minimo sollievo, non so, neanche nemmeno. quello, No, neanche no. quello. E a quel punto poi i dottori, cioè chi ti ha seguito, seguita, cosa ti ha detto dal punto di vista convenzionale intendo? Tu le No, avrai detto no, ma io devo veramente conviverci così, devo continuare a prendere questi farmaci per tutta la vita, cioè ti ha dato io non ho mai preso farmaci, io prendevo solamente integratori volti a risanare, a fronteggiare questa infiammazione abatterica, quindi senza una causa. Dagli esami non Prendevi veniva neanche degli riscontrato. antidolorifici, quindi. No, io sopportavo, Eh, infatti c'erano giornate in cui il dolore veramente era qualcosa di indicibile, di indescrivibile, però io preferivo sopportare per non entrare nel loop, della dipendenza da tutta una serie di farmaci come oppioidi, per esempio. sì, sì. Nel frattempo, però, va bene, io mi sono però a un certo punto discostata da questo tipo di trattamenti, visite, perché di fatto non stavano apportando nulla di nuovo al mio problema. Io ho iniziato da me a fare tutta una serie di ricerche, neanche più tanto in italiano, ma mi sono direttamente lanciata per vedere che cosa succedeva in America, come le donne dall'altra parte del mondo stessero un pochino approcciando questa sindrome. Perché non E trovavi nessuna, grazie. perché non e- trovavi e nessuna spiegazione in italiano. Per Sì, questo, nessuna novità, cioè non veniva nessuna detto novità. niente di nuovo. Io ormai tutto quello che la medicina aveva da offrire lo conoscevo, l'avevo provato e non mi era servito a nulla. Quindi avevo bisogno di altro, di un approccio nuovo. Non sapevo però neanche se davvero poi esisteva. Quindi comunque ci sono stati momenti di immenso sconforto, grande angoscia, perché ti senti una barchetta nell'oceano comunque. Certo, non le hai trovate immediatamente. Ci avrei No. messo un po', poi sei arrivata a questo gruppo su Sì. dove le trovate, la prima soluzione, la prima, diciamo, scintilla dove è stata. È su uno dei gruppi americani sulla cistite interstiziale in cui una signora, dopo 18 anni che le era stata diagnosticata questa, chiamiamola malattia, aveva pubblicato il libro del dottor Sarno, Mm. sostenendo che dopo 18 anni in cui le aveva provate tutte, accanendosi quindi solamente sul soma, sulla parte strutturale, senza mai veramente trarre giovamento da queste cure, con soli $20, acquistando questo libro, aveva già avuto dopo una settimana addirittura l'80% del beneficio. E Mm. aveva messo il link del gruppo di Journal Speaking, che fa capo a Nicole Sachs, una mind body therapist americana. E poi da lì è cominciato tutto, perché io ho iniziato finalmente a sviluppare delle nuove conoscenze, delle nuove consapevolezze che mi hanno letteralmente risolto il problema. Tu avevi letto il libro o ancora no?
Ancora no, cioè paradossalmente poi è intercorso diverso tempo tra quando io ho scoperto dell'esistenza di questa strategia e quindi diciamo da quando sono finalmente approdata agli studi della neuroplasticità, della neuroscienza e quando poi ecco ho davvero acquistato e letto il libro. Ma io stavo Wow. già bene e non l'avevo ancora letto davvero tutto per intero. E stavi bene secondo te perché? Perché ti ha tranquillizzato questo aspetto, diciamo, più emotivo, che ci fosse qualcosa in più del corpo, che ci fosse qualcosa in più che non sapevi, che in realtà eh, è qualcosa di irreversibile, cioè è quello che ti ha fatto essere magari più tranquilla e quindi il sintomo è andato giù. Sì, come un vero e proprio shift del sistema nervoso. Se vogliamo, io gli studi di Sarno in un primo momento li ho appresi attraverso la voce degli altri che già erano pienamente dentro il percorso e quindi cercavo insomma di ricostruire un pochino pragmaticamente quello che io dovevo andare a fare e in maniera molto semplice, addirittura quasi per gioco, con un po' di scetticismo all'inizio, ho iniziato letteralmente a parlare al mio cervello impartendogli dei ben precisi input, inviandogli dei veri e propri messaggi di sicurezza e il sintomo è letteralmente crollato il primo giorno che ho iniziato a praticare e poi nel tempo tutto questo già dal secondo, dal terzo vedevo che si stava consolidando. Ed io Questa parte, semplicemente ho iniziato per gioco, non avevo ancora ben chiaro tutta una serie di passaggi che mm, portano a disinnescare la strategia che la mente sta attuando, eppure già ne stavo raccogliendo i benefici. magnifico. Ogni volta che sento nuove storie mi gaso, nel senso che so che funziona, però sentirla di nuovo, forse non finirà mai questa cosa. Ho sentito anche su questa Nicole Sachs dopo anni, perché lei ha lavorato direttamente con Sarno, ha avuto questa fortuna di conoscere e lavorare con lui. Ancora ad oggi, dopo anni, migliaia di persone che sono guarite da queste sindromi mind body, ancora oggi si sorprende. E io mi sento oggi, infatti, sempre a 100 all'ora, cioè penso sempre, cavolo, se l'ha fatto Marinella, se l'ha fatto Giulia, se l'ha fatto Marco, perché perché le altre persone non riescono a capirlo che c'è qualcosa in più rispetto solo al corpo e al sintomo? Ehm, quindi tu, Marinella, hai fatto queste inizialmente senza ancora leggere il libro, Mhm. hai creato queste affermazioni o comunque hai sentito, hai scritto queste affermazioni e le hai create tu, ma cos'è che ti dicevi in queste affermazioni? Sì, semplicemente mettevo in sicurezza il mio cervello, quindi mi dicevo che non c'era niente di sbagliato in me, che non c'era niente di rotto in me, che la mia vescica era perfettamente sana e che era solamente TMS, cioè era solamente una sindrome mente-corpo. Quindi frasi assertive, pronunciate in maniera comunque dolce, ma con sicurezza, con decisione, in cui dal piano conscio ho quindi trasferito questi contenuti a livello inconscio e il mio cervello si sarà rassicurato a tal punto da disinstallare letteralmente questo circuito neurale che riproponeva in loop il dolore, quindi quasi come se il dolore ehm, fosse una vera e propria programmazione. E mi sono detta, così come nel tempo ho costruito o comunque si è sviluppata questa sintomatologia, beh, io posso anche disinnescarla, posso anche disinstallarla. Mi serve solamente la soluzione. Effettivamente l'America a me la soluzione me l'ha data. Tra l'altro tutto molto semplice, da casa, attraverso questi piccoli, se vogliamo chiamarli così, mantra. Perché poi, insomma, ho appreso, seguendo anche altri mind body coach, che in realtà questo si chiama learned pain, quindi è un dolore imparato, letteralmente Sì, registrato, di un cervello impaurito. sì, Ma non sì. perché tu percepisci di essere impaurito, sono meccanismi subdoli.
che avvengono a livello inconscio perché la mente vuole esattamente depistarti, farti focalizzare quanto più possibile sul corpo per non farti invece confrontare con le emozioni represse, con lo stress cronico e poi si ingenera tutto un meccanismo di lotta-fuga di cui tu non ne sei consapevole. Per questo molti si mettono sulla difensiva e dicono: Ma io non mi percepisco stressato, perché dovrei ammettere di avere un sintomo psicosomatico? E più tu respingi e non accetti di avere qualcosa di psicosomatico, più il cervello percepisce pericolo e mantiene, alimenta il circuito del dolore. Perché questo Quindi appunto è il questo primo step. Il fatto sì, di non accettare accettare. la parte psicosomatica, che sia comunque un sintomo creato dal tuo sistema nervoso, il fatto di non accettarlo stoppa, mette un muro sulla guarigione, perché non esiste a livello, se non esiste nel tuo cervello, nella tua realtà, non può neanche esistere nel corpo. Ecco, secondo me, magari questo è il trucco all'inizio, se vogliamo chiamarlo trucco, la chiave, per avere una guarigione un po' più veloce rispetto ad altri, perché chi ha visto, come nel tuo caso, una guarigione veloce, io sono uno di questi, è che lo shift, il cambio di mentalità è stato così profondo e così... ehm, e ci ho creduto così tanto che appunto il sintomo è andato giù veramente pochissimo. In altre persone che magari sono qui a vedere questo video e dicono: ma io queste cose magari le so già, magari le posso capire perché le ho già sentite, qualcuno me le ha dette, però io ancora ho dolore. Ecco, che secondo te cos'è che manca lì a quella persona? Ok, non ci sta credendo, ma perché secondo te una persona non ci deve credere? Perché magari tu eri una di queste all'inizio, che magari qualcuno ti ha detto è psicosomatico e tu hai detto no, 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 no. Cos'è secondo te che manca a quella persona di dire io sono in questa situazione, le ho provate tutte, però ancora penso che sia una questione più strutturale, più... Nonostante tutte le diagnosi dicono di no. Secondo te cos'è che manca lì? Secondo me, diciamo, nel nostro paese c'è una seria lacuna per quel che riguarda la pain education, quindi la conoscenza di come realmente avviene tutto il processo che fa divampare a un certo punto nel corpo di una persona un dolore che veramente viene esperito a livello fisico, ma che non origina lì. Anzi, io sento spesso e volentieri erroneamente dire che, un esempio, è la vescica che manda il dolore al cervello. Per me la vera rivoluzione, il vero miracolo è invece avvenuto nel momento in cui ho iniziato a parlare a me stessa in termini diametralmente opposti, perché avevo capito, questo attraverso appunto uno studio, una consapevolezza, che è il cervello che crea il dolore. Allora io posso anche disimpararli quel percorso. Lì poi ti senti pienamente padrone di questo, quasi come se ci fosse un interruttore che tu puoi tranquillamente spostare da on e off, ma finché non consolidi una solida conoscenza, è difficile, non è qualcosa che devi accettare per fede, secondo me. Tu non puoi guarire accettando questo come se fosse un dogma, ma tu devi veramente studiare come funziona il sistema nervoso, il discorso sulla sicurezza, sulla connessione, perché devi insegnare al tuo cervello che tu sei al sicuro? È Perché vero. quando lui si sente in pericolo, che cosa fa per proteggerti? Innesca questo dolore che non è altro che un allarme, è un sintomo di protezione. Allora tu gli devi letteralmente insegnare che tu non sei in pericolo e vedrai come lui, pian piano, sentendosi ripetere tutte queste affermazioni, piano piano lo disinnesca. Poi ci si può lavorare sicuramente attraverso il tapping, la mindfulness, facendo sentire al sicuro il nostro cervello ricablando i percorsi neurali, lavorando sul nervo vago. Ok, ok. Molto, molto interessante. La parte di... ehm, perché abbiamo detto che la radice è il sistema nervoso, è il nostro sistema nervoso centrale che crea il dolore, sempre.
che sia, che sia un sintomo psicosomatico o che sia un sintomo reale, fisico, da frattura, da infezione, qualsiasi sintomo è creato dal cervello. Ora, nel tuo caso non c'è stata una frattura, non c'è stata una problematica da trauma fisico, ma diciamo che il dolore è apparso così dal nulla, giusto? Sì, Però è apparso in un periodo particolare, immagino. Infatti uno dei sì. criteri della mind body syndrome, di questa sindrome mente-corpo, come le vogliamo chiamare, ce ne sono talmente tanti oramai di, di modi di chiamare queste sindromi che a volte facciamo confusione. Comunque, dolori cronici neuroplastici, io li chiamo sempre. Neuroplastici che derivano da un sistema nervoso ipersensibile e arrivano appunto in periodi molto particolari della nostra vita, eh, magari dopo tanto stress accumulato negli anni, nei mesi, cambi di vita particolari. Nel tuo caso, Marinella, è stato così? C'è stato qualcosa che si è accumulato secondo te oppure no? Sì, ha voglia. È un po', diciamo, può avvenire sia perché tu sei un soggetto che per tutta una serie di tratti della tua personalità già ti predisponi, già sei quindi incline a sviluppare nella vita questo tipo di sindromi, oppure perché hai avuto dei grandi traumi, oppure perché semplicemente hai accumulato quel poco stress, ma in maniera talmente sistematica che poi a un certo punto il vaso si è riempito a tal punto che diciamo la mente ha delegato al corpo un pochino di tutto quel carico di quella sofferenza che lei non riesce più insomma a mantenere al di sotto di una certa soglia, al di sotto della soglia di coscienza. E quindi quella sofferenza spirituale inevitabilmente si comincia ad abbattere sul corpo, tu ti fai mille domande, non riesci a capire, non riesci più a trovare il bandolo della matassa. Io comunque ho, diciamo, anche dei tratti della personalità come possono essere, ad esempio, l'aspetto del perfezionismo, comunque sono una persona che si mette molto sotto pressione da se stessa, cioè sono io stessa che mi metto molto sotto pressione, quindi è un pochino una dimensione di stress in cui tu sei talmente abituato a vivere, ci sei talmente immerso che non riesci neanche più a guardarti dall'esterno, perché ci sono tutta una serie di automatismi che tu applichi, di schemi disfunzionali che tu applichi in automatico, che ti portano a vivere di pressione, a essere un giudice severo di te stesso, a essere così autocritico. E così è chiaro che non ne vieni più a capo perché tu cerchi continuamente una cosa all'esterno, ma non hai mai un punto di vista invece di quella che è la dimensione interna di te stesso. Ti continua sempre a sfuggire qualcosa. E finché però continui a parlare a te stesso in termini di malattia, questo è deleterio, quanto di più deleterio tu possa fare. Certo, perché cambi di identità. Tu diventi la malattia nel momento che ti senti malato. Sì, E tra l'altro, chi ha dolori cronici, quindi ha queste sindromi, è super fortunato, io dico, perché non è andato su qualcosa di più grave, di magari irreversibile veramente. Anche se secondo me, comunque, anche se fossero cose gravi, nel senso tumori, diciamo patologie molto più gravi, magari malattie autoimmuni, non sono io a dire che siano irreversibili, perché ci sono anche casi in cui queste malattie sono state reverse con la mind body therapy, però non vado così a lungo, non vado così deep. E quindi chi è malato di dolore cronico è fortunatissimo che non è andato su altre cose. Ed è solo un segnale, una semplice allerta, un allarme del tuo sistema che dice ok, mi sa che adesso bisogna fare le cose diversamente. Ecco, secondo te, nel tuo caso, perché hai fatto questa connessione mente-corpo, quindi che la tua personalità, che il tuo passato, che il tuo stress accumulato mhm. poteva essere, diciamo, magari non la causa in quel caso, in quel momento, ma aver contribuito.
Tu hai cambiato assolutamente. qualcosa dal momento in cui tu hai capito che c'era questa connessione? Sì. Cos'è cambiato nella tua vita? Allora, diciamo che questo percorso era nato per risolvere pragmaticamente il dolore cronico, però poi è diventato tanto altro, quindi mi sta spronando a diventare la versione migliore di me stessa, mi sta spronando a lavorare, a smussare tutta una serie di atteggiamenti della mia personalità, del mio carattere e a lavorare sulle reazioni. Questo vale anche per il sintomo o per qualsiasi cosa che può succedere, sulla quale non possiamo assolutamente esercitare un controllo, di non intrattenere con ciò che accade una lotta, ma di lavorare sulla reazione. E questo è importantissimo, sia perché quando effettivamente, tornando ai sintomi, arriva il dolore, la prima cosa che si fa è ipervigilarlo, attenzionarlo in un circuito poi che non fa altro che amplificarlo e sicuramente imprimerlo, ma non mandarlo via. Ma questo vale anche per tutto ciò che può succederci, quindi lavorare sulle reazioni, dedicarci a noi stessi, imparare finalmente a volerci bene come forse finora, almeno io personalmente, non avevo mai veramente fatto e fare molta attenzione a come parliamo di noi stessi a noi stessi, perché io mi sono resa conto con questo percorso che prima intrattenevo con me stessa un dialogo altamente disfunzionale, negativo, pessimista, e ho sofferto anche pesantemente di attacchi di panico, comunque insomma c'era una forte attivazione simpatica, sto imparando ad avere una grande presa di coscienza sui miei comportamenti, sulle mie emozioni e a provarla la rabbia. Però noi occidentali dobbiamo, secondo me, finalmente imparare a rilasciare le emozioni represse, perché noi Bene, occidentali tendiamo invece a trattenerle. Invece le bene. emozioni vanno assolutamente provate in tutta la loro intensità, anzi paradossalmente il problema non è rappresentato da quelle consce, ma da quelle inconsce. Però poi dobbiamo amarci a tal punto da scaricare tutto questo, come ad esempio, non so, con il tapping, con la meditazione. Ecco appunto, E... diciamo Sì, qualche strumento magari che tu hai provato. Tu hai provato il potere delle affermazioni, ok? sì, sì. E cosa hai provato di altro della Mind Body Therapy? Sì, come ti ho detto, io ho lavorato quasi esclusivamente sul linguaggio, quindi Sul già la linguaggio. parola veramente non credevo, cioè sembra quasi un miracolo, tuttora a me sembra fantascienza poter, diciamo, affermare che le parole possono realmente scatenare in negativo, così come però anche in positivo, un miracolo all'interno del nostro corpo. Però anche, diciamo, il tapping, che a differenza della mindfulness è molto meno cognitivo, che si può tranquillamente fare sia all'occorrenza quando il sintomo c'è ed è presente, perché il tapping comunque va a stabilire una connessione, quindi ti fa capire che devi spezzare l'overthinking, il rimuginio, devi tornare al corpo e questo già in qualche modo disinnesca il vivere, perché noi viviamo costantemente nella nostra mente, secondo me, anche mentre fisicamente siamo impegnati in qualcosa, ma non siamo veramente lì, nel qui e ora. E poi, ecco, invece la meditazione è molto più, diciamo, è un esercizio sicuramente molto più cognitivo, richiede più concentrazione, tanta pratica, Sì. eh, ti devi ritagliare un po' più di tempo e devi avere anche, diciamo, voglia di esercitarla con una certa costanza. È Ma vero che c'è entrambe questa queste là. due cose, Mm. abbassano l'ipersensibilità del sistema nervoso, ti permettono comunque di riflettere anche a mente lucida su delle cose che vanno comunque affrontate. Eh, Però effettivamente è un benessere, dopo che fai una di queste due attività, non solo registri un decremento in termini di sintomi, tapping è molto immediato, questo l'ho veramente potuto toccare con mano e lo faccio da relativamente poco tempo, quindi è arrivato soltanto dopo per me il tapping e poi l'ho scoperto grazie a te veramente. Invece la mindfulness anche, per esempio gli esercizi di visualizzazione anche sono molto utili per innescare le emozioni positivi, per esempio il perdono, oppure l'esercizio della gratitudine. Sono queste emozioni che alzano tanto le nostre frequenze,
ci permettono di vibrare ad un livello maggiore e quindi far capire al nostro cervello che se tu provi queste emozioni sei al sicuro. Quindi non solo insegnare al cervello con le parole che sei al sicuro, però glielo devi far vivere veramente, glielo devi dimostrare andando nella natura, facendo appunto mindfulness, facendo esperienza di queste emozioni come la gratitudine e il perdono molto intense. Bello, bello, sì, le abbiamo menzionate più o meno quasi tutte quelle che erano nella mia mente, perché almeno quelle di riprogrammazione. Poi quella che probabilmente forse manca, che è la più forse scontata di terapia, è quella del movimento. Il movimento crea una riprogrammazione nel momento in cui noi per molto tempo a causa del dolore ci siamo fermati, proprio dal punto di vista fisico, quindi certi movimenti non li facciamo più da molto, il sistema, il dolore ha creato comunque una limitazione a quel movimento, quindi che non lascia spazio a fare quel movimento che può essere una flessione, una corsa, una passeggiata. Ehm, Però rifacendo quindi poi in tutto questo percorso anche il movimento, come se non che non ci sia nulla, diciamo, non come se non ci fosse più il dolore, dici ok, adesso mi vado a fare una corsa perché so che il dolore non c'è più perché è tutto nella mia testa, ma bisogna farlo proprio perché bisogna rifare questa programmazione a livello neurale e dire al cervello col movimento che quello lo può fare nuovamente. Se poi il dolore arriva, va bene, vuol dire che probabilmente semplicemente il sistema nervoso ci ha detto, oh, io mi ricordo di questa cosa che hai fatto l'ultima volta, forse è meglio non farla di nuovo, però tu con il potere del linguaggio o con tutte le altre tapping, mindfulness, hai già preparato il cervello a dire guarda che questa cosa se arriva non la devi prendere in quel modo lì. Ecco che il dialogo mente-corpo è 24 ore su 24. Nel tuo caso, Marinella, tu facevi dell'attività fisica prima che hai stoppato, oppure magari non la facevi? Com'era nel tuo caso questa parte di movimento fisico? Come ti sei trovata? Io facevo Pilates, Tu facevi Pilates? poi ho stoppato, sì, perché comunque l'avrei comunque portato avanti fino all'arrivo dell'estate, però l'ho interrotto da molti mesi prima, trascorrevo gran parte del tempo a letto, addirittura, vabbè, io non riuscivo a stare seduta neanche sulla sedia perché comunque sortivo in qualche modo il condizionamento che in qualche modo faceva sì che stando seduta era come se io dicessi a me stessa vado a comprimere il detrusore, sento quindi più dolore perché è come se stessi letteralmente gravitando sulla Mm, vescica. E chiaramente poi veramente questo succede. Se io penso che poi prendo un caffè, che comunque è una sostanza acida, e mi può far sentire peggio perché va ulteriormente a irritare le pareti lesionate della mia vescica, beh, questo è esattamente quello che succederà. Quindi poi ho fatto semplicemente tutto il contrario, quindi lì è stata la rivoluzione, andando a istruirmi questa volta attraverso degli input rassicuranti. Guarda che se prendi il caffè o non so, bevi una birra, questa cosa non ti farà del male, perché se la tua vescica è perfettamente sana, per quale motivo dovrebbe lederti o farti, insomma, sentire del bruciore? E questo ha funzionato nel mio caso, lo dico sin da subito, perché sin dal primo giorno di brain retraining, quindi di riprogrammazione, io già stavo bene. Quindi da 10 il dolore era sceso a 1, cioè era inesistente in realtà. E magnifico. ha continuato così. Io ho continuato sempre a lavorare sul mindset. Purtroppo tante persone con queste sindromi neanche la contemplano la parola guarigione. Sono in mood sopravvivenza cronico. Chiaramente è un circolo vizioso che se non spezzi letteralmente, riprogrammando appunto l'inconscio, non ne vieni fuori. Sì, e sembra troppo esoterico questa parola guarigione.
io adesso arrivo dalla fisioterapia, sono appassionato comunque di scienza, di neuroscienza, quindi sono molto pragmatico su quello che funziona, devo capire come funziona. E, e anche per me a volte parlare di mind body therapy con persone che non sanno assolutamente nulla di scienza, magari, mi sento un po' fuori luogo, nel senso che nonostante questo sia provato scientificamente al 100%, mi sembra a volte di parlare di qualcosa di fantascientifico, no? Magari non so se anche di te se succede, però sono sicuro che Sì, succede a tante persone che sono guarite ed è difficile poi spiegarlo agli altri. Perché magari pensano, no, ma Marinella forse è proprio una coincidenza, ma figurati se probabilmente te lo stai... Mettono anche in dubbio che tu avessi quella patologia là, capito? assolutamente. E questo ovviamente fa male per quelle altre persone che magari sono aperte e dicono, ok, ma io ci provo, che cos'è che perdo? Cioè tu hai provato questo senso di disagio con le persone che ti stanno di fianco, a proprio a spiegare che questa cosa era possibile, che è successa. Sì, sì, perché però purtroppo mi sono resa conto che questo accade perché inconsapevolmente queste persone mettono in atto tutta una serie di resistenze. Cioè, secondo me, voler guarire implica anche una destrutturazione di quelli che sono i tuoi vecchi schemi comportamentali, cioè implica proprio un salto quantico che se tu non sei realmente pronto a fare, non succede perché in qualche modo le etichette sono rassicuranti, purtroppo anche le etichette sulle patologie. Quindi ci si illude sul piano conscio di voler guarire, però di fatto possono permanere tutta una serie di resistenze inconsce che non ti fanno spiccare il volo verso la guarigione, come ad esempio appunto rimanere troppo ancorati a queste diagnosi, continuare ad accanirsi su trattamenti prettamente strutturali, trascurando letteralmente quella che è la cosa più importante, cioè la nostra mente, che ha il potere veramente di fare grandi cose. Bisogna solamente credere in noi stessi, credere nelle potenzialità del nostro cervello e anche lasciarsi appassionare da questo percorso, perché almeno io personalmente lo trovo veramente molto bello eh, e rappresenta secondo me il futuro. Si può stare bene, bisogna volerlo e attivarsi in quella direzione, cioè non andare nella direzione della malattia attraverso solamente la facciata della guarigione, perché il nostro inconscio non se la beve questa storia, altrimenti. Certo, c'è sempre un motivo poi dietro sulla malattia, che poi noi la chiamiamo malattia dal punto di vista negativo, poi invece ci sono molti libri in cui la malattia viene vista dal punto di vista molto positivo, nel senso che diverse persone anche hanno scritto libri dicendo è la cosa più bella che mi potesse essere successa. Sì, Poi anche è molto duro dirla magari quando ci sono malattie da cancro, allora uno dice magari è terminale quel cancro, cioè nel senso anche in quei casi ho letto libri in cui la malattia in quel caso lì era vista come positiva e quando si vede poi come positiva, guarda caso, potrebbe poi aprirsi alla guarigione. Ehm, sì. nei dolori neuroplastici è così al 100%, perché non sono irreversibili, non sono irreversibili. Infatti non parliamo di cancri, tumori, in questo caso parliamo di dolori non causati, dalla struttura del nostro corpo. Ecco. Sì. Marinella, c'è qualcosa che vorresti aggiungere che magari non abbiamo parlato? O magari una domanda che ti viene in mente, è venuta in mente in questi giorni riguardo a, a questo processo magnifico, quasi fantascientifico della guarigione di questi dolori. Ma più che altro un po' una riflessione per chiudere, diciamo così, l'intervista. Sì, Mi piacerebbe che le persone riscoprissero quel potenziale inespresso che giace comunque in ognuno di noi,
perché io se, diciamo, fossi rimasta la persona che ero prima e non avessi intrapreso questa strada comunque di evoluzione, di rivoluzione personale, io credo che il dolore sarebbe rimasto esattamente lì dove era. Quindi a un certo punto bisogna veramente iniziare a lavorare su se stessi perché il dolore può semplicemente rappresentare un invito a mutare pelle, quindi a anche restituire, ecco, in questo caso io con questa intervista questo ho intenzione di fare, cioè di restituire con gratitudine il bene che mi è stato indirettamente fatto da tutte quelle persone che sono guarite, che hanno testimoniato la propria storia di guarigione, perché anche leggere storie di guarigione è molto propedeutico, sempre ai fini della consapevolezza, della rassicurazione del nostro cervello, e veramente di dedicare del tempo a noi stessi, far giocare il nostro bambino interiore, non sottovalutare più veramente, diciamo, il potere di queste emozioni represse, perché sono veramente, diciamo, subdole, insidiose e possono effettivamente farci stare male a tal punto, effettivamente disorientarci. Quindi prendere sul serio questa questione, sfruttare pienamente anche tutto il materiale che fortunatamente tu metti a disposizione di noi italiani, perché chiaramente chi non sa l'inglese, io ad esempio mi sono anche avvalsa di qualche video di altri coach come Dan Buglio o Alan Gordon, che tu conosci Sì. molto bene, però chiaramente ecco, chi non conosce l'italiano deve, voglio dire l'inglese, deve veramente sfruttare appieno la fortuna di avere te come Mind Body Coach in Italia, perché è veramente una grande ricchezza. Cioè quello che tu fai ha un valore inestimabile, è una vera e propria missione umana. Grazie Marinella, molto gentile, molto gentile. Tra l'altro queste informazioni le potete trovare in italiano, sì, su venezianotherapy.com, e tra l'altro è uscito da pochissimo un corso, si chiama Neurobalance. È un corso appunto di tapping, di mindfulness, di pain education, insomma tutte quelle cose che abbiamo parlato adesso con Marinella, cercate di racchiudere in un videocorso, ed è accessibile fino al 30 di novembre, e poi ovviamente le iscrizioni si riapriranno in futuro, non sappiamo ancora quando, ma se state vedendo questo video adesso approfittatene, andate sul mio sito web e nella sezione corsi trovate l'accesso, oppure nel link in descrizione di questo video. Insomma, non sono a volte bravo a sponsorizzare troppo il mio lavoro, ma grazie Marinella per avermi aiutato. Ehm, Spero che chi è arrivato in questo video abbia avuto almeno una scintilla in più lì accesa, che diceva ma forse c'è qualcosa in più che non sapevo, grazie per avermi fatto vedere che c'è una soluzione. Poi se non funziona saranno loro a provarla. Però molte volte queste cose sono gratis, con te sono 20 euro di libro che ti hanno aperto un mondo, uguale a Assolutamente. me, finisci 20 euro di libro, che tra l'altro Sì. metto anche quello in descrizione del dottor Sarno. È un investimento su se stessi, anche perché dopo sviluppi un'autostima che non credevi di avere. Io avevo poca autostima, come ho detto prima, parlavo male di me a me, ero pessimista, ero sempre negativa come persona. A un certo punto, quando tu vedi che riesci a venire a capo da un dolore cronico, dici, cavolo, ma secondo te adesso mi fa paura, non so, un esame dell'università? Cioè, inizia poi un percorso di vita, Sì, è un investimento per il futuro, veramente. Non è solamente mandare via questo benedetto dolore, ma diventa sì. anche tanto altro, perché poi per me è diventato tanto altro, ha migliorato qualitativamente la mia vita. Assolutamente, assolutamente. Infatti si va a curare il dolore, però poi in realtà cura tutto anche il resto. Io tra Mm. l'altro ho usato gli esercizi di visualizzazione, perché io quando ho iniziato con questo percorso studiavo ancora all'università, ehm, io usavo gli esercizi di visualizzazione per passare i miei esami orali di fisioterapia. Nel senso che il fatto di programmare la mia mente sul momento presente di un qualcosa che arriverà nel futuro, io lo vedevo perfettamente l'esame nel momento presente, come lo volevo io.
È vero che io mi preparavo all'esame, uno può dire ok, sì, adesso tu ti sei preparato al 100% e per quello che è andato bene, ma il mio problema nella mia carriera, sia di universitaria, anche calcistica, sportiva, probabilmente anche lavorativa, era l'ansia da prestazione. E l'ansia da prestazione non perché io non mi fossi preparato, ma proprio l'ansia di quando tu vuoi fare una cosa, sei preparato al massimo e la cicchi perfetta. Ecco che in questi lavori qua puoi programmare anche, appunto, qualsiasi altra cosa, qualsiasi, perché L'ho siamo fatto delle anche macchine. io. E l'hai fatto anche tu. Cioè, dopo essere venuta a capo del dolore cronico, quindi parliamo verso settembre, ho iniziato a ristudiare da capo, a ripreparare esami. Io ho sfruttato proprio il brain retraining applicato a questo, cioè c'è un obiettivo, perché io al contrario tuo invece mi autosabotavo. Quando si avvicinava il momento del traguardo, io a un certo punto mi tiravo indietro, Ah, avvallando ok, tutta una serie di pretesti per non confrontarmi con l'ostacolo. Quindi non mi Mhm. presentavo agli esami, per tantissimi mesi non ho sostenuto nessun tipo di esame e Ok, l'esercizio delle visualizzazioni mi è tornato utile perché non mi si montava nemmeno poi l'ansia. Cioè certo, arrivavo a quella data non solo per veramente sostenere l'esame, ma ci arrivavo anche dentro sicura di me. Cioè dicevo che l'esame era già venuto semplicemente nei esatto, giorni della preparazione. Dicevo, ma è già successo, è già avvenuto e uno, ecco, esatto, poi trova un po' il suo equilibrio perché gli strumenti ci sono. esatto, esatto. Che quella parte lì, diciamo che non è nulla di nuovo, però farla sul dolore, lì boh, è un qualcosa di nuovo, di nuovissimo oggi, perché il dolore è sempre visto in modo diverso. Comunque, sono contento della chiacchierata, Marinella, grazie mille. Grazie a te. Ehm, Ci vediamo nelle prossime puntate con chi seguirà questo podcast. Se vi è piaciuto, mettete un subscribe o iscrivetevi al canale perché ci dà una grande mano a livello di algoritmo di YouTube. Non lo dico mai, però è arrivata l'ora adesso di dirlo perché ci sono molte, molte persone che aspettano queste informazioni e l'unico modo per arrivare a loro è grazie anche a voi che ci state guardando e mettete un mi piace o un iscriviti al canale. Questa è l'unica cosa che chiedo. Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Sì. Ciao.